La diagnosi di Giulio Mendozza. Ma ci fatta l'analisi, compà. Fosse non un marito lasciato di gusto. O mio marito, no, non fa. Nel vostro corpo vedo un gran trambusto del cattivo colesterolo, il tasso è superiore ad ogni previsione. Avete una pressione da collasso. Del cuore è compromessa la funzione. I globuli non sono proporzionati, l'emocroma, maronna, asciutte pazzi. Tasse e verso sono malintenzionati. Fin da panza tenete un trollazzo. Visitando le spalle sento osisc, bronchite con principio di enfisema. E non alza così, sì, state freschi. E sulla pelle avete l'esantema. Vi vedo l'occhio spento, i pesci fritti, qua l'anemia galoppa, amico mio, navigando sott'acqua, zitto zitto, il male avanza e ne pagate il figlio, la milza è gonfia, il fegato deborda, la colecista è piena di predaringa, o stomaco con l'ulcera si accorda che ne da panza che avrete incinta. Di glicemia è meglio non parlarne. Non siete un voi siete un babà. Un pasticcere ci facesse a fare col zucchero che ci potete. Il fatto emorroidario certo è serio, ma la prostata è più preoccupante. È normale che cala il desiderio. Altro che cala, io credo sia mancante. La diagnosi, ho capito, non è bella. Mi è scesa la lingua in canna all'improvviso. Ma allora, se sono ciuccio di ferire, voglio parlare con mio che decisa. Caro dottore, qui parlo un figlio che si rivolge al padre come un santo. Voglio chiedervi soltanto un consiglio. Che dite? Ma vi appello, ambusante.